Quando si parla di teatro si dovrebbe parlare certamente di grandi attori, grandi interpreti, grandissime persone che con il loro contributo hanno reso il teatro ancora più grande. Ma tu, sicuramente tu, hai fatto una notevole differenza in questo. Con te se ne va un pezzo del teatro sardo, di quel teatro che molte persone non sanno neanche l'esistenza. Eppure dovrebbero accorgersi della bellezza di quel palco. Io quel palco l'ho condiviso tante volte, non con te, con altre persone, e so quante emozioni possono essere forti un minuto prima di salire su quel palco che non ti dimenticherà mai, che mai dimenticherà il tuo passaggio su questa terra per andare in un palco ancora più grande e ancora più bello, un palco immenso, il più grande che tu abbia mai visto. Quindi, maestro, sali su quel palco. Noi saremo qui a ricordare le tue gesta, le gesta che hanno fatto di te un pezzo enorme della cultura teatrale della nostra amata isola e dell'Italia intera e nel mondo. E il mio modo di salutarti, maestro, è questo: un monologo che il mio cuore reciterà per me. La mia voce non serve in questo momento, serve solo per ringraziarti di quello che tu hai dato a questo mondo e alla Sardegna intera.